Buongiorno a voi che siete all'ascolto, buongiorno al Presidente Muraro che è appena entrato in studio. Perché lo Stato ci ha tolto ulteriori 2 milioni di euro proprio con quel disegno decreto legislativo. Io sono costretto per aprire le scuole, ricordando che ho dovuto trasferire anche delle scuole e istituti privati perché la Regione ha tagliato il 50% dei trasferimenti. Abbiamo dei tagli che sono stati enormi da parte delle entrate per il problema della crisi economica. Per cui per far quadrare il bilancio, per riaprire le scuole, per fare quel minimo di manutenzione che noi stiamo facendo, ho dovuto innalzare del 3% l'assicurazione, con l'impegno. Se il governo rispetterà la tempistica dell'applicazione del principio del federalismo che dovrebbe portare il 2% di l'IRPEF provinciale all'interno delle casse provinciali, io la tolgo dal 1° gennaio 2011. Però devo quadrare il mio bilancio come tutte le famiglie per dare quei servizi minimi essenziali che sono di competenza e di dovere. Mi viene in mente il trasporto dei ragazzi disabili per andare nelle scuole secondarie. È una competenza provinciale e noi le stiamo svolgendo e ho bisogno di soldi per pagarle. Per far aprire le scuole ho bisogno, per fare la manutenzione delle scuole ho bisogno. L'appalto delle pulizie che ieri sui giornali, scuole sporche. Le scuole non sono state toccate minimamente, sono rimaste, l'appalto è uguale, identico da 30 anni a questa parte. Allora certi giornali in questo momento sono paragonabili alle Brigate Rosse degli anni 80, perché è la stessa cosa. Lei dice ogni volta che viene qua paragonate alle Brigate Rosse. Guarda. Ma sì, ma guardi, non è possibile, perché questo significa fare terrorismo nei confronti delle false informazioni che vengono date ai cittadini. Dire che le scuole non sono pulite, quello che è successo ieri su certi giornali, è paragonabile a un terrorismo, perché l'appalto è uguale, identico da 30 anni a questa parte. Vabbè, ancora una volta devo dire che si prende la responsabilità di quello che dice, perché io ora che non posso che dissociarmi dal paragone con le Brigate Rosse. Potrebbe usare sono dei terroristi. Terroristi di carta stampata. Vabbè, lo dice lei. C'era l'ordine dei giornalisti a livello nazionale e farà quello che deve fare. Nei miei confronti? No, nei miei confronti. Ho parlato della carta stampata. Temo che la potrebbero querelare per quello che dice il Presidente. La carta stampata? Li definisce terroristi, scusi. Ma chi sono? I giornali, cioè io. Ci sarà un organismo di giornali. Chi sono l'organismo di giornali? No, se parliamo di giornali c'è la Federazione degli Editori. Potrebbe essere la Federazione degli Editori, però allora quando noi facciamo le querele, quando certi giornali scrivono delle falsità, bisogna vedere se anche loro poi assistono, ci danno l'assistenza e per... lei sa che Di Pietro vive di querele vinte con i giornali. No, questo non lo sapevo. Addirittura ha concesso la rateizzazione ai giornali per pagare. No, questo non lo sapevo. Di Pietro addirittura ha concesso, non mi ricordo se è libero al giornale, la rateizzazione del debito che hanno nei suoi confronti. Più serietà farebbe meglio al Paese in questo momento di crisi. Italia declassata, via Berlusconi, Confindustria, il governo a casa, il Premier dice colpa dei media, giusto perché insomma i giornali in questo momento ai politici non stanno simpatici, pubblicità.